Novara Asti e adesso il borgossese. La sanremese di Andreoletti sembra aver trovato una quadra che solo la gara del Comunale contro una delle rivelazioni del campionato potrà confermare se sia la strada giusta o l'ennesima frenata dopo le accelerate in classifica cui i matuziani ci hanno abituati in questi anni. Rivelazione al borgossese, rivelazione Omo Regbe, il nemico pubblico numero uno che per primo sporca i guantoni di Malaguti. La risposta di padroni di casa però un gancio in pieno volto, perché al minuto 3 la sanremese squarta verticalmente gli avversari con Anastasia imbeccato dalle retrovie. Il numero 7 conclude alla perfezione una ripartenza da far vedere e rivedere ai bambini della scuola calcio. 1-0 Matuziano e colpo del KO che Diego Vita manca incredibilmente senza sfruttare un errore grossolano della difesa piemontese. È una sanremese all'arma bianca nel primo tempo e nelle immagini di Nico Cosentino prima del duplice fischio una chance per Ferrari, un colpo di testa debole di Vita e un'ultima mischia con tiro da fuori area che termina alto per i padroni di casa. Su questa onda lunga inizia la ripresa Ferrari per Diego Vita, ma il numero 11 oggi ha un conto in sospeso con il gol e manda le stelle, raddoppia però nell'aria e arriva al quinto del secondo tempo quando un corner prolungato sul secondo palo arriva sulla testa di Valagussa che anticipa anche Gilli e trova il secondo gol della partita, il secondo gol personale in campionato. Di qui in poi i padroni di casa hanno qualche occasione per chiuderla, ma dalla mezz'ora esce il borgossese a Malaguta, para su Omo Regbe, il numero 9 spreca di testa su angolo da sinistra e allora veste i panni dell'uomo assist. All'87esimo è perfetta l'imbucata per Bernardi, così come il diagonale del numero 19. È troppo tardi però e la sanremese passa l'esame di maturità, trova la terza vittoria di fila, sale a -3 dalla vetta e attende la trasferta di settimana prossima a Varese.